Allora, eccoci qua, siamo rientrati in studio. Allora, passo subito la parola a Cesare Chiurato del Nuovo Centrodestra. Allora, il tuo collega Enrico Barasciuti ha fatto un'esposizione abbastanza completa di quello che sono le idee, diciamo, per sostenere i giovani qua a Padova per quanto riguarda la lista di Ivo Rossi. Voi come la pensate? Beh, Voi Nuovo Centrodestra, ricordiamo, appoggiate Maurizio Saia, sindaco. Quello che posso dire è che i giovani di oggi sono quei giovani che comunque stanno subendo lo scotto del benessere sia economico e sociale che hanno ricevuto i nostri genitori. Siamo quei giovani che si sentono dire la speranza è l'ultima a morire, saremo i protagonisti del domani, saremo quella classe privilegiata che avrà dei posti anche da dirigenti, e siamo soprattutto quei giovani che ad oggi sono molto incerti. C'è molta incertezza sul futuro. Vedo tutti i miei amici universitari che dicono sì, stiamo studiando, stiamo dando del nostro, stiamo investendo anche dei soldi. C'è chi ha la possibilità di avere i genitori che, come dicevamo prima, pagano o comunque si sforzano, chi invece va a lavorare, quindi poi i tempi si allungano con l'università, però ci sono tanti giovani che invece o abbandonano gli studi o sono costretti ad andare a lavorare, però non fanno quel lavoro che vorrebbero o comunque per il quale hanno studiato. Oh sì, hanno studiato. L'idea delle start-up sono le idee bellissime, e il problema qual è? Che facciamo molta fatica noi, o comunque chi ci sostiene, ad andare a chiedere i soldi all'Europa, o perché non siamo in grado o perché quando vediamo troppa burocrazia siamo i primi anche a fermarci, a mio avviso. Una cosa anche importante che dice l'articolo 31 della nostra Costituzione, che è il comma 2, dice la Repubblica, che recita, la Repubblica protegge l'infanzia, la maturità e la gioventù. Io credo che ad oggi sia uno degli articoli che veramente è stato il più violato in assoluto, ed è stato quello che ad oggi i giovani non vedono protetto, e sono anche i giovani che dicono beh, noi dall'Italia cosa abbiamo, che servizi abbiamo per tutto quello che abbiamo. Saia, ho visto insieme comunque a tutti anche i candidati giovani della nostra lista, vuole iniziare anche con dei mini concorsi. Quindi si andrà a parlare direttamente con le aziende, si andrà a parlare con le amministrazioni, se saremo noi, e lo spero, per trovare un modo con le aziende di fare uno stage, ma non uno stage di 6 mesi, poi basta. Abbiamo certo, ma un periodo che poi effettivamente porti a un risultato. Porti una soluzione a tempo determinato, che poi passerà a indeterminato. Sentiamo anche Donato Agnelli, sì, cosa manca allora qua a Padova? Ma cosa manca? Se manca qualcosa. Diciamo che io ho l'onestà intellettuale di dire che l'amministrazione ha fatto anche qualcosa di buono, perché ok, partiamo da una visione più allargata di giovane, che non è soltanto giovane e mondo del lavoro. Io direi di essere ottimista comunque su la generazione di oggi e quella mia generazione. Ci sono tanti giovani impegnati comunque nel volontariato, giovani che comunque studiano, giovani che si impegnano in attività sportive o nella musica, e quindi su questi temi il comune e l'amministrazione dovrebbe lavorare e non identificare la categoria giovani solamente giovane uguale spritz, e patrocinare eventi che comunque siano comunque un invito al bere. E qui io voglio ricordare quello che è successo anche nel 2012 con il sindaco Zanonato, che ha patrocinato un evento alcolico in Prato della Valle, dove diceva per morigeratezza non portate più di 1 litro di alcolici. Quindi io direi, che cosa può fare invece una amministrazione che vuole bene comunque a questa generazione, alla mia e alle prossime? Come può integrarle e farli diventare un volano positivo anche per l'economia locale? Allora, quello di competenza ha il comune sono il turismo e comunque le attività artistiche musicali. Integrare questi giovani, per esempio, in quello che è stato anche fatto in piccolo,
ad esempio mi riferisco ai notturni d'arte che sono stati fatti comunque Certo, nel passato, che e mi riferisco anche a qualche buona idea che è stata fatta per esempio all'interno del castello dei Carraresi ristrutturato, con i concerti. Queste sono delle perle che abbiamo a Padova e devono essere sfruttate di più, ma io voglio dire questo, che non soltanto Padova deve trattenere i suoi giovani, ma deve anche attrarli, e qui siamo di fronte a una città che ha un ostello della gioventù ormai comunque troppo vecchio, non al pari comunque degli edifici moderni con servizi moderni che hanno in altre capitali europee. Esempio, ci sarebbe necessità di una struttura che accogliesse i giovani assolutamente, di un ostello della gioventù a livello delle capitali moderne. Dai, passa il microfono anche al tuo collega di Padova 2020, Marco Maggioni. Esatto. Allora, io ti do... È così una brutta cosa andare all'estero? Io sono stato 2 anni in Svizzera a lavorare, ho fatto il dottorato. Sono tornato e ti do 3 idee che vengono dal nostro programma, dal programma di Padova 2020 di Francesco Fiore, per rilanciare quello che è l'occupazione giovanile anche in città, con quello che può fare il comune, perché è chiaro che se adesso ci mettiamo a parlare delle politiche nazionali sull'occupazione, facciamo un'altra trasmissione. Certo. Una proposta a breve termine è quella di lavorare più strettamente con l'Ateneo. Allora, già il Comune e l'Ateneo hanno una serie di relazioni, diciamo, e mettono in piedi diverse cose insieme, ma dal nostro punto di vista non è sufficiente. Nel momento in cui ci sono una serie di idee innovative che nascono da giovani neolaureati, ricercatori, dottorandi, assegnisti dell'università, e sui quali magari l'università investe in parte, poi si va a chiedere il patrocinio al Comune e alla Regione, e però non si fa abbastanza. Faccio un esempio. Non so quanti sanno che uno dei primi progetti di divulgazione scientifica per le scuole elementari è nato proprio da un gruppo di neolaureati a Padova e ha messo in piedi un giornale che viene venduto adesso nelle librerie anche, quindi ha un impatto molto ampio. Bene, il Comune in questo ha aiutato questo gruppo comprandogli una copia del giornale per le scuole della città, ma non hanno disponibilità di fondi da investire in attività come queste, mentre con una progettazione europea ampia, con un ufficio che si occupa, dedicandosi alla raccolta di finanziamenti non solo sull'aspetto amministrativo, ma anche sulla possibilità di investire appunto in opportunità per i giovani come questa, dovremmo riuscire a attirare più risorse. Aggiungo una cosa a medio termine. L'economia, come diceva prima Daniele, sta cambiando. La crisi ha modificato non solo l'economia in sé, ma anche la risposta dei cittadini al consumo, per esempio. Per cui dovremmo essere capaci, nei prossimi anni, di mettere in piedi delle filiere di nuova economia. Faccio solo 3 esempi: la green economy, la filiera del riciclo, il manifatturiero, chilometri zero, i biomateriali. Tutte queste cose potrebbero essere fatte nella zona industriale, che è piena di capannoni vuoti. Allora cerchiamo di sfruttare quegli spazi in modo da ricreare una filiera del commercio locale, istituendo un marchio Made in Padova che sia di fatto ad assicurazione della produzione territoriale, che inviti la comunità a investire sul territorio. E chiudo con una proposta a lungo termine. Noi facciamo laureare nella nostra università ogni anno un sacco di studenti in discipline cosiddette umanistiche, che per molte persone ancora significa cose svolazzanti che non hanno un'applicazione pratica. Questo ovviamente è un errore, nel senso che se guardiamo all'estero, moltissime città e comuni stanno investendo proprio in distretti dove le persone che hanno una cultura della conoscenza umanistica o comunque legata ai media, all'entertainment, alla produzione musicale, digitale e i cosiddetti makers riescono a costruire una comunità di lavoro e di vita. Ecco, noi vorremmo identificare nella zona attualmente del Portello via Venezia Fiera una zona dove costruire una entità territoriale anche urbanistica, un'unità urbanistica dei creativi, un distretto dei creativi che rilanci l'economia non solo produttiva ma anche concettuale della città. Grazie, passa il microfono al tuo collega Davide Meneghini della lista Bitonci Sindaco. Allora Davide, come valuti questa idea di Marco Maggioni? Ma io in realtà penso che il problema proprio dal punto di vista dell'università, se parliamo di questo,
diciamo, magari divido il discorso in due parti. Dal punto di vista dell'università, come appunto Massimo Biton ci propone, questo assessorato, io devo dire la verità, ne ho avuto diciamo, esperienza... Se lo ricordi a chi non ha seguito le altre, cioè che per Biton ci dovrebbe esserci un assessorato per l'università. Anch'io devo dire la verità, ho studiato sia a Padova che a Bologna e ho avuto una piccola esperienza anche in Inghilterra e devo dire la verità, quello che mi è dispiaciuto di più, quando magari mi chiedevo agli altri ragazzi, magari venivano dall'Indonesia, dall'America, io ho studiato a Padova, mi dicevano ma dov'è Padova? Cioè, è questo che mi è dispiaciuto nonostante la storia, piuttosto conoscevano Bologna, piuttosto conoscevano l'Università di Venezia, conoscevano magari la Bocconi di Milano, però purtroppo Padova non era molto conosciuta. Posso anche portare tanti casi, cioè dalla Germania, cioè, e questo poi oggettivamente ci rimaneva un po' male perché da sempre mi hanno inculcato giustamente l'idea che Padova era un'università diciamo prestigiosa, una storia importante, come avevamo detto prima. Questo sicuramente l'assessorato all'università è importante per aiutare la formazione, probabilmente anche per gestire al meglio il prestigio e anche per dargli un po' più di fama al nostro Ateneo, che va un po' a mancare magari anche rispetto a Bologna, che anche se magari i docenti e tutto l'organo sarebbe molto valido. Quindi questo secondo me è la cosa dal punto di vista dell'università che dobbiamo un po' cercare di riflettere, cercare comunque di portare avanti, perché comunque la struttura c'è, i professori ci sono, gli studenti che comunque ci studiano anche, ma anche appunto questo prestigio a livello internazionale che si è andato a perdere negli ultimi anni. E magari ho sentito che anche a Verona invece sta aumentando gli iscritti, alcune facoltà invece stanno crescendo come economia stanno crescendo. O altre. Certo, grazie. Paolo Benvenu, allora, hai sentito un po' di idee, no? Tu sei... Sono diverse idee interessanti, anche come dire, condivisibili, insomma, credo che alcuni elementi di ragionamento sono anche trasversali. C'è un punto che però cioè, da cui non possiamo prescindere. Noi stiamo attraversando una crisi profonda, una crisi che non vede soluzioni di breve periodo e in questa crisi l'elemento, io credo, più disperante è questa enorme distruzione di ricchezza che riguarda proprio la dimensione di massa della disoccupazione giovanile. Cioè, questo non riguarda soltanto il lavoro intellettuale, riguarda i giovani in generale. Ecco, io credo che su questo il Comune possa fare, naturalmente perché non saremmo qua a discutere, può fare e anche non fare soprattutto, non fare quello che sta facendo, ad esempio la dismissione del consorzio della ZIP, perché se noi riguardiamo la storia di questa città, il consorzio della ZIP è stato uno strumento operativo del comune e pubblico che ha permesso l'insediamento di importanti aziende, attività produttive e manifatturiere nel nostro territorio che progressivamente si sono state dismesse oppure delocalizzate, eccetera. Adesso la zona industriale ha altre caratteristiche, è una zona di capannoni vuoti, ma non solo, è una zona dove si è sviluppato fortemente il lavoro della logistica, che è un lavoro povero, è un lavoro poco qualificato, è un lavoro che dà bassi salari, si è sviluppato il commercio, eccetera. Io credo che questo sia una cosa che il Comune non deve fare, cioè non ci può, come dire, per risolvere i problemi dell'Interporto, fare la fusione fra l'Interporto e il consorzio della ZIP. E il consorzio della ZIP deve essere uno strumento importante che il Comune usa per sviluppare e implementare una politica di reinsediamento nella zona industriale di attività manufatturiere e produttive, naturalmente nel segno di quelli che sono i cambiamenti. Detto questo, c'è un altro punto da cui non si può prescindere. Cioè, noi abbiamo visto crescere in maniera micidiale il picco della disoccupazione giovanile in conseguenza di una politica molto precisa che è stata quella appunto della riforma delle pensioni della signora Fornero, perché se voi andate a vedere i dati sulla disoccupazione giovanile sono anche dati che come dire, accentuano le caratteristiche negative nel momento in cui entra in vigore la riforma Fornero. In questa città c'è molta possibilità di impiego, magari anche tradizionale, per certo ci sono tutte queste cose importanti, innovative, green e tutto quanto, però ci sono tante possibilità obiettive, strutturate, che potrebbero vedere impiegati molti giovani che non possono accedere al lavoro semplicemente perché ci restano a lavorare persone che continuano a lavorare fino a 67 anni e 6 mesi, eccetera. Queste cose bisogna dirsele,
perché se no pestiamo l'acqua sul mortaio. Cioè, parlare di 200 milioni di euro dell'investimento dell'Unione Europea, cioè, sono cifre risibili. 200 milioni di euro possono aiutare qualche attività, qualche iniziativa anche interessante e degnissima di lode. Qua bisogna dire che in Europa sono stati spesi 4.500 miliardi per sostenere le banche e non è stato speso un tubo in proporzione per sviluppare la disoccupazione, per attaccare la disoccupazione giovanile, che è un fenomeno europeo. Se non si ragiona in questa dimensione, se non si ragiona da questo punto di vista, mi dispiace, non si fa molta strada. Dopodiché, certo, quindi dobbiamo andare... No, dobbiamo ragionare su queste questioni generali, dobbiamo dire che la disoccupazione giovanile dipende da scelte politiche molto precise e determinate, dobbiamo dire che se vogliamo a Padova cercare di implementare attività nuove che possono creare lavoro, eccetera, abbiamo bisogno di strumenti. Questi strumenti, come nel passato, sono strumenti che sono legati a una logica programmativa pubblica, a un forte intervento del pubblico, che possono accompagnare certamente l'iniziativa privata, meglio ancora se di giovani, dotati di profonde conoscenze scientifiche, molto meglio se sono giovani che lavorano in gruppo, però abbiamo bisogno di questi strumenti. La dismissione del consorzio della ZIP è una cosa, ad esempio, che questo comune, questa amministrazione sta facendo con la nostra opposizione, che continua a fare anche con l'opposizione dei lavoratori che hanno delle proposte alternative, però come dire, se non gli strumenti e la politica non sono forti e del pubblico non sono forti, non andiamo a... Sei stato chiarissimo. Silvia Romano, ecco, come... Io penso che una società che non investe sui giovani è una società destinata al declino, una società miope. Se stiamo qua a discutere penso siamo tutti d'accordo. E purtroppo ultimamente soltanto stiamo invertendo questa totale tendenza di tutta l'Italia di mettere i giovani ai margini. Già da tanti anni ci siamo sentiti messi ai margini, ultimamente c'è un po' di giovanilismo, diciamo un po' più di attenzione, però in un periodo in cui la crisi economica dal 2007 adesso sta mietendo vittime tantissime. Solo a Padova 200 aziende l'anno hanno iniziato una procedura di dichiarazione di crisi aziendale, nell'ultimo anno 18.000 posti di lavoro in meno. I giovani sono la fascia più debole, quello che ne risente di più. È un problema italiano, non è un problema di Padova. Cosa può fare Padova? Noi abbiamo pensato, insomma, insieme con il nostro sindaco, a delle possibili soluzioni. Quello che abbiamo proposto è un assessorato allo sviluppo economico focalizzato proprio nel creare nuovi posti di lavoro con l'aiuto dell'amministrazione. E come fare? Cercare in tutti i modi di recepire fondi. È vero che abbiamo detto che i fondi dell'Europa sono pochi rispetto a quello che sarebbe utile, però tutto quello che possiamo recepire dobbiamo recepire, quindi si è pensato di fare una strategia per favorire nuove persone formate proprio a fare i bandi europei, a rispondere a tutte le possibilità che l'Europa ci offre. Soltanto il 16 di aprile. Posso farle questa domanda? Perché non l'ha fatto la giunta attuale? Non è che i bandi europei esistono da oggi in poi, sono sempre esistiti, allora, perché la giunta non è già dotata di questo ufficio? Le posso dire che le ho fatto la stessa domanda e mi è stato risposto che fino a qualche tempo fa il capo era Zanonato. Adesso Ivo Rossi con una nuova giunta spera di poter cambiare le cose. Aspetta, abbiamo uno scoop. Grazie. Io ci credo molto il telegiornale, cosa. Se noi siamo qua, silenzio, se no non si sente niente a casa. Se noi siamo qua a proporre Ivo Rossi è perché riteniamo che con un consiglio comunale rinnovato e una lista civica può rappresentare sicuramente un rinnovamento, perché è fatto da cittadini che si impegnano per un obiettivo, e un sindaco con un consiglio comunale che gli sta dietro rinnovato può fare molto di diverso e di discontinuità rispetto a quello che ha fatto fino adesso un altro sindaco, di cui è vero che Ivo Rossi è stato vice, è stato braccio destro, ma una cosa è essere il braccio destro di qualcuno e una cosa è avere, con l'aiuto di un nuovo
nuovo gruppo, una nuova spinta. Di questo sono profondamente convinta, mi dispiace sentire... Non l'abbiamo visto mai sui giornali, però Ivo Rossi lamentare questa situazione tanto grave. Lei la sta portando come punto saliente della vostra campagna elettorale e del vostro rinnovamento. E Rossi allora va bene che non era il sindaco, ma è stato presente per tanti anni, è cresciuto nella giunta di Padova. Il PD sono 20 anni che è lì. Allora non l'ho mai visto in prima pagina strapparsi le vesti e dire sono in tanti che signori... portano le responsabilità delle politiche di Zanonato, però, perché se entriamo in questo campo è un campo un po' scivoloso, sì, insomma, perché i voti in consiglio comunale li hanno dati in tanti. Scusate, su io molte non ho questioni. finito il mio Infatti forse è il caso di dare un Mi ha rinnovamento a interrotto. questa Facciamo un città. attimo finire, dai, per piacere, dai, perché siete in tante. Sì, no, prego. infatti. Allora dicevo, l'assessorato allo sviluppo economico che favorirebbe le nuove aziende, le nuove start-up sotto 40 anni, in che modo? Dando loro la possibilità di avere anche degli spazi, esiste una mappatura di tutti gli spazi sfitti comunali, eccetera, che potrebbero essere dati o ad affitto agevolato o in comodato d'uso nel caso in cui abbiano bisogno di manutenzione, quindi un comodato d'uso per un tempo lungo in cambio della manutenzione di queste strutture. E quindi per chi inizia avere una sede già più facile, di più facile accesso potrebbe essere un grande aiuto. Se poi le sedi sono vicine ci può essere una condivisione di servizi tra aziende simili. Questa è stata una delle proposte. Infine, dicevo, per quanto riguarda i fondi europei, il 16 di aprile sono stati recepiti dalla Regione 2 iniziative europee, una in particolare che porta 83 milioni di euro in Veneto, e questo sì, non sono tanti, ma sono una fonte di reddito che va usata. E poi anche la proposta di creare gli angoli di giovani, sono 2, quelle degli 83.000 euro e quelle degli angoli giovanili, in cui in molte sedi creare un contatto con i giovani per offrirgli formazione, collocamento, eccetera. Certo. Sentiamo anche Nicola Copi-Zannin allora. Io ripeto quello che ha detto la collega del Partito Democratico, dicendo che il problema del mancato giovanilismo... Non sono del Partito Democratico. È la lista che Ivo Rossi dicendo che il problema del giovanilismo non è un problema padovano, e adesso vi spiego perché è tutto un problema padovano. E vi racconto una storiella, perché se un giovane oggi a Padova si laurea, fa un rinfresco di laurea, vuole andare a festeggiare con i ragazzi in piazza, non può, perché dopo mezzanotte non può più bersi niente. Se vuole andare a passare una giornata al parco, divertirsi, non può, perché se va al parco Is, guarda caso, trova spacciatori o trova qualche altro balordo. Se vuole tirare su famiglia a fare una casa, non può, perché nella graduatoria della tassazione sull'IMU Padova è al 6º posto. Quindi Padova non è una città per giovani, è diventata con questa amministrazione una città per vecchi. Ma cosa intendo per vecchi? Perché gli amministratori sono vecchi, ma non vecchi fisicamente. Ma una persona può avere anche 50 anni, 60 anni, 70 anni, sono vecchi di spirito. Per i giovani non hanno fatto niente, non stanno facendo niente. Sento le proposte, ma in quei 5 anni dovevano riafferrare le proposte. Il vero cambiamento doveva esserci quando... Tu cosa proponi? Quando Rossi... Cosa proponi invece di criticare quello che è stato fatto fino adesso? Dimmi cosa vuoi fare. L'unico candidato che ha proposto qualcosa serio per i giovani, insieme a noi di Forza Italia, è stato Bitonci, è stato l'unico che ha promesso l'assessorato all'università. Tutti gli altri che parlano di collegamenti, atenei, comune qui, parlano a vuoto, perché non c'è neanche una navetta che porti gli studenti universitari che arrivano dalla stazione fino all'università. L'unico è stato, insieme a noi di Forza Italia, è stato Massimo Bitonci. Grazie. Allora, adesso andiamo in pubblicità. Quando rientriamo inizieremo allora a discutere su questo assessorato all'università e a quello anche allo sviluppo economico che vengono proposti tra le soluzioni. A tra poco, dopo la pubblicità, qua a Gioventù Politica.